Ben ritrovati, edizione serale del nostro TG, tante le notizie, cominciamo dai nostri titoli. Traffico internazionale di sostanze stupefacenti, 25 fermi emessi dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro, colpita la cosca Mancuso di Limbadi. Avrebbe evaso 11 milioni di euro, arrestato un imprenditore che opera nel Cosentino, l'operazione è della Guardia di Finanza. Finisce anticipatamente la consigliatura di Elio Costa. Stamattina la maggioranza dei consiglieri ha rassegnato le dimissioni. Bibbo va al voto. Manifestazione stamattina dei dipendenti del porto di Gioia Tauro dopo il mancato reintegro dei lavoratori licenziati. La UIL chiede al governo di intervenire. Ben ritrovati, nuova edizione del nostro TG, resta la cronaca in apertura con l'operazione antidroga coordinata dalla direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. La Guardia di Finanza ha eseguito 25 provvedimenti di fermo a carico di altrettante persone ritenute organiche o contigue alla cosca di 'ndrangheta dei Mancuso di Limbadi, accusate di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Vediamo. Erano assillati dal pensiero di essere monitorati dalle forze dell'ordine i principali indagati dell'inchiesta coordinata dalla DDA di Catanzaro e portata a termine dalla Guardia di Finanza. Da qui il nome dato all'operazione Ossessione. Oggi, al termine di complesse indagini, sono stati eseguiti 25 fermi per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. Gli indagati sono ritenuti organici o contigui alla cosca Mancuso di Limbadi. Oltre 300 i finanzieri impegnati nel blitz scattato in Calabria, Lombardia e Puglia. Un'operazione che ha consentito di disarticolare un'organizzazione complessa, una multinazionale del narcotraffico con radici in Calabria che acquistava all'ingrosso a prezzi assolutamente concorrenziali la droga direttamente dai produttori per poi smistarla in territorio calabro e lombardo tramite una fitta rete di accoliti. Siamo intervenuti nella fase di crescita di questa organizzazione, all'interno della quale ci sono tante etnie, tante estrazioni criminali. Abbiamo l''ndrangheta, abbiamo albanesi, abbiamo marocchini, abbiamo olandesi e riuscivano ad importare indifferentemente grandi quantità di cocaina dalla Colombia, di hashish dal Marocco, di marijuana dall'Albania. Le indagini hanno fatto emergere come i vibonesi fossero in affari anche con esponenti legati al clan dei Mazzaferro di Gioio Saionica, da anni trapiantati nel milanese e nel comasco. Tra i fermati inoltre anche un narcotrafficante colombiano in rapporti con Pablo Escobar. Importante poi il ruolo delle donne. Quando i loro compagni o consorti erano impossibilitati a proseguire con l'attività criminale perché aggregate alle patrie carceri, le compagne e le mogli appunto sono subentrate nel ruolo direttivo all'interno della stessa organizzazione criminale. Un lavoro investigativo durato oltre 2 anni che ha consentito di colpire una holding criminale che aveva immensi patrimoni. Che noi dobbiamo seguire questi flussi di ricchezza immane che chiaramente non ha confini e quindi anche su questo noi ci muoviamo e stiamo consolidando una nostra posizione a livello internazionale proprio perché è chiaro che dobbiamo andare a scoprire queste ricchezze, dove vanno a finire e come vanno reinvestite, quindi non solo nel territorio nazionale ma in tutto il mondo. Una maxi evasione fiscale di ricavi per 11 milioni di euro è stata scoperta dalla Guardia di Finanza, che ha sequestrato beni per 3 milioni e 700 mila euro. Un imprenditore è finito ai domiciliari. Vediamo. Dal 2011 ad oggi avrebbe nascosto al fisco ricavi per 11 milioni di euro. La maxi evasione fiscale è stata scoperta dalla Guardia di Finanza di Paola, che ha arrestato un imprenditore. Le Fiamme Gialle hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, un decreto di sequestro preventivo anche per equivalente di beni per un valore di 3,7 milioni di euro emesso dal GIP presso il Tribunale di Cosenza su richiesta della Procura di Paola. L'imprenditore è stato posto ai domiciliari. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria invece per un'altra persona
firma considerata dagli inquirenti un prestanome. Le indagini sono scaturite da 2 verifiche fiscali. Nel mirino degli inquirenti la gestione di 2 società attive nel settore della commercializzazione di macchine e attrezzi agricoli sia in Calabria che in altre regioni italiane, ma anche in numerose altre imprese, tutte operanti nel medesimo settore e facenti parte di uno stesso gruppo societario, riconducibili ad un'unica famiglia, in particolare ad un dominus individuato nell'imprenditore oggi arrestato. Attraverso controlli incrociati effettuati nei confronti di oltre 200 imprenditori e persone informate, indagini finanziarie, l'acquisizione e l'esame di voluminosa documentazione, i finanzieri sono così riusciti a ricostruire dal 2000 al 2018 i vari passaggi delle quote sociali e delle cariche societarie, accertando la reale posizione fiscale della società fantasma. E così è stato scoperto che attraverso l'occultamento di migliaia di fatture e l'emissione di fatture per operazioni inesistenti non sono state dichiarate operazioni imponibili per 11 milioni di euro, è stata simulata la vendita di terreni e macchinari, sono stati gonfiati i prezzi di vendita di attrezzature, tutto per sottrarsi al pagamento di imposte per oltre 3,7 milioni di euro. Al termine delle indagini complessivamente sono state denunciate 4 persone. Il sequestro ha riguardato i saldi attivi su rapporti finanziari, quote societarie, beni immobili e mobili registrati. Finisce anticipatamente la consigliatura di Elio Costa. Siamo a Vibo Valentia. Stamattina la maggioranza dei consiglieri ha rassegnato le dimissioni, quindi la città va al voto. Vediamo. Per chi pratica la numerologia esiste una chiave di lettura simbolica. Fatto sta che sono esattamente le 13:13 quando il primo consigliere si presenta dinanzi al segretario comunale per apporre la sua firma. Da quel momento è un susseguirsi di consiglieri di maggioranza ed opposizione che sanciscono in questo modo la fine anticipata e traumatica del secondo mandato di Elio Costa a sindaco di Vibo Valentia. Esattamente 14 anni dopo la storia si ripete e, affiancato dai pochi fedelissimi rimastigli, Costa lascia mestamente il palazzo municipale. Le dichiarazioni di fuoco a noi rilasciate dal sindaco hanno provocato un'accelerazione nella crisi, un'accelerazione voluta proprio dal senatore di Forza Italia Giuseppe Mangialavori, con il quale la rottura è diventata insanabile ed il parlamentare vibonese non si tira indietro, assumendosi la responsabilità di questa decisione. È il caso di dire con una battuta il dato è tratto? Penso proprio di sì, ma non essendoci più i numeri per andare avanti, mi sembra che sia la conclusione ovvia, l'epilogo ovvio di una vicenda che purtroppo ha visto il sindaco non essere in grado di riaggregare intorno a sé un numero sufficiente di consiglieri comunali per potergli permettere di andare avanti. Io non ho fatto altro che essere conseguenziale rispetto a quello che ho detto il 2 dicembre, ritirando i miei assessori ho pregato il sindaco di fare in modo che ci potesse essere una maggioranza per poter continuare in maniera tranquilla a lavorare. Questo dopo un mese e mezzo non si è verificato, e per cui devo essere conseguenziale rispetto a quanto ho detto il 2 dicembre. Ora, cosa accadrà alla città di Vibo Valentia? Ci sarà una fase di commissariamento, ma soprattutto una fase di veloce campagna elettorale. L'intero gruppo consigliare, ci saranno le dimissioni. Questo porterà nell'immediato a un commissariamento del comune. Per fortuna ho fatto in modo che il commissariamento possa durare poco, perché già nella prossima tornata elettorale il comune di Vibo ritornerà al voto. Naturalmente inizierà una campagna elettorale, ma prima di iniziare la campagna elettorale c'è da sedersi e da cercare di individuare la persona giusta, le persone giuste, per poter cercare di fare qualcosa di buono per Vibo, perché questo è l'intento, è unico intento da parte del sottoscritto e di tutti coloro che si ritrovano nella mia linea. Sit-in di protesta al porto di Gioia Tauro promossa dalla Will Trasporti. I 377 lavoratori licenziati nel 2017 hanno ottenuto dal giudice del lavoro il reintegro, sentenza però ancora non attuata dall'azienda terminalista. Il sindacato denuncia il declino dello scalo, la mancanza di politiche di rilancio e chiede l'intervento del governo. Vediamo. Mostrano la sentenza con la quale il giudice del lavoro ha disposto il reintegro dei lavoratori licenziati, una sentenza però ad oggi inapplicata dall'MCT, e così ancora una volta i dipendenti hanno attuato un sit-in davanti al Gateway per denunciare il declino del porto di Gioia Tauro e la mancanza di politiche di rilancio. La mobilitazione promossa dalla Will Trasporti. Noi siamo qua per chiedere il perché di questo trattamento.
finanziamento, lo chiediamo all'azienda, lo chiediamo al governo e vorremmo che ci fosse un solo gestore a gestire, scusate il gioco di parole, il porto di Gioia Tauro. Ci sono 377 lavoratori messi alla porta dall'azienda terminalista e reintegrati dal giudice che ancora però non sanno quale sarà il loro futuro. Hanno creato un'agenzia che è costata 26 milioni di euro, va bene. Prima, quando facevamo la cassa integrazione e rotazione, tutti gli operai non avevamo perso il posto di lavoro, però diciamo facevamo 3 mesi ogni anno. Quindi allo Stato costava 2 milioni e 400 mila euro all'anno. Per fare questa situazione ancora per altri 10 anni, allo Stato costava 24 milioni di euro. Quindi già lo Stato aveva risparmiato 2 milioni di euro sui 26 che hanno dato all'agenzia. I lavoratori sono esasperati, padri di famiglia che vivono una situazione difficilissima. Io e molti colleghi ci troveremo con mutui, prestiti, che non sapremo cosa fare perché siamo stati buttati fuori dall'agenzia in quanto abbiamo avuto una sentenza e abbiamo una sentenza che non ci dà effettivamente la retribuzione giornaliera. Noi non sappiamo più come andare avanti, come portare avanti i nostri figli. La protesta di oggi, sottolinea il sindacato, non è solo per i lavoratori licenziati ma per tutti i dipendenti dello scalo che non hanno al momento né stipendi né certezze. Per mancanza di investimenti oggi noi a volte non accogliamo alcune navi perché comunque non abbiamo la possibilità di poter affrontare determinate mole di lavoro tipo 12-13 mani perché non ci sono i mezzi. La UIL, che nel 2017 non ha firmato l'accordo che portava al licenziamento dei 377 lavoratori, denuncia che sono venute meno le corrette relazioni industriali e sindacali con l'azienda. È importante che intervenga il governo, è necessaria una mediazione politica per mettere fine a questa guerra fredda che c'è tra Consip e MSC per rilanciare gli investimenti. Adesso cambiamo davvero decisamente argomento, siamo a Rende, più di 1000 le ragazze e i ragazzi arrivati proprio nella città del Campagnano per la festa dei giovani calabresi da Oppido, Cassano, Reggio, Crotone e Cosenza con autobus accompagnati da sacerdoti e responsabili di gruppi per una giornata particolare in contemporanea con la GMG di Panama. Vediamo. Al 3 di Don Franco dovete urlare e saltare. 1, 2, 3! Un po' fiacchi, In concomitanza con la giornata mondiale della gioventù di Panama, anche a Rende si è svolta la festa dei giovani calabresi. Organizzato dal Servizio regionale di pastorale giovanile, l'evento ha avuto luogo presso il seminario diocesano, un momento di partecipazione per dare un senso di comunione delle chiese calabresi con una formula vincente, sperimentata anche recentemente durante l'incontro con Papa Francesco a Roma dello scorso mese d'agosto. Messaggio di Monsignor Savino, delegato della Conferenza Episcopale Calabra per la pastorale giovanile, attenti ai maestri della paura, ha dichiarato, ma sentiamolo ai nostri microfoni. Oggi stiamo scrivendo una bella pagina di pastorale giovanile, quindi ringrazio la consulta, ringrazio a nome di tutti i vescovi della Calabria, in quanto delegato della Conferenza Episcopale Calabra, e ringrazio tutti i sacerdoti, tutti i laici che si impegnano quotidianamente e settimanalmente con e per i giovani. Io dico subito che dobbiamo liberarci dai pregiudizi e dai luoghi comuni quando parliamo dei giovani e quando incontriamo i giovani. I giovani non sono un problema, i giovani non sono un problema, io direi, rispetto al quale noi poi dobbiamo sederci al loro capezzale. Ecco, liberiamoci dalla sindrome del capezzale. I giovani sono una risorsa, noi dobbiamo soltanto ascoltarli, dobbiamo accompagnarli e dobbiamo cercare soprattutto noi di essere credibili, in quanto credibili e autorevoli. Per questo io penso, e Papa Francesco ha fatto bene durante la veglia a dirlo, noi togliamo il futuro ai giovani nella misura in cui ci poniamo un atteggiamento di non credibilità nei loro confronti. Li rimproveriamo, ma noi possiamo rimproverare i giovani quando anche noi, o soprattutto noi, siamo il vero problema, noi adulti siamo il vero problema. Allora ascoltiamo i giovani, incoraggiamoli, integriamoli e soprattutto cerchiamo soprattutto di creare le condizioni perché i giovani possano fare l'esperienza che ho fatto io quando ero giovane, l'incontro con Cristo,
che mi ha cambiato la vita, insomma, no? Cristo mi ha cambiato la vita, me l'ha rivoluzionata e mi ha dato soprattutto uno sguardo diverso sulla realtà. Noi questo dobbiamo fare incontrare i giovani con Cristo, questo deve essere un po' il nostro impegno, la nostra pastorale, la nostra testimonianza. E a proposito della GMG, sono stati prodotti da Desta Industrie, un'azienda di Settignano alle porte di Catanzaro, i paramenti sacri come il velo omerale e il piviale utilizzati da Papa Francesco in occasione della giornata mondiale della gioventù 2019 che si è appena svolta a Panama. Lo rende noto Confindustria Catanzaro, dicendo che l'azienda è associata appunto di Confindustria e ha prodotto anche i paramenti indossati durante la manifestazione di Panama dai concelebranti, da vescovi e da diaconi, quindi è motivo di grande orgoglio per l'associazione e per la Calabria. Si chiama Amore Sbarrato ed è il titolo del nuovo laboratorio teatrale all'interno della Casa Circondariale di Cosenza, promosso dal regista Adolfo Adamo in sinergia con l'amministrazione comunale Bruzia. Vediamo. Riparte per il terzo anno all'interno della Casa Circondariale di Cosenza l'esperienza di laboratorio teatrale promosso per un gruppo di detenuti dall'attore e regista cosentino Adolfo Adamo. È frutto di una stretta sinergia tra l'amministrazione comunale e la Casa Circondariale. Una grande esperienza non solo sociale ma soprattutto umana e di grande valenza nei rapporti anche istituzionali fra l'amministrazione comunale e la Casa Circondariale. Si affronterà per il terzo anno con una tematica diversa il laboratorio, che sarà poi messo in scena, così come è avvenuto nelle edizioni precedenti, in uno dei nostri teatri. Amore Sbarrato 3, questo è il titolo del nuovo laboratorio, che anche questa volta nasce con la finalità di abbattere lo stato di invisibilità dei detenuti, accorciare le distanze tra il mondo esterno e l'universo carcerario e favorire percorsi rieducativi e riabilitativi. Quest'anno vorrei affrontare una messa in scena del tutto diversa rispetto alle altre annualità. Io ho scritto dei lavori originali, quest'anno mi piacerebbe, uso il condizionale perché dipende un po', una volta che conoscerò e frequenterò gli ospiti della Casa Circondariale, insomma mi piacerebbe dare una rilettura del Moby Dick, quindi una cosa abbastanza corposa, interessante, ricca di tanti significati e quindi spero di riuscirci. Domani inizierà, sarò in compagnia degli ospiti della Casa Circondariale fino al mese di giugno, quindi sarà una bella, ricca e consistente full immersion, ci terremo compagnia, ci racconteremo tante di quelle belle cose e avremo la possibilità di emozionarci e questa è una cosa a cui io tengo in modo particolare e che mi rende felice. Non tanto come artista, non è l'artista, come uomo, perché poi in realtà da questa esperienza c'è una reciprocità, quindi tu dai ma al tempo stesso ricevi. A Castrovillari adesso invece per il teatro Mille Voci Tonight Show, vediamo. Mille Voci Tonight Show è lo spettacolo comico-musicale nel quale Francesco Cicchella ha messo in gioco le sue doti di comico, cantante e intrattenitore. Il titolo Mille Voci Tonight Show rappresenta un po' proprio la sintesi, Mille Voci che strizza l'occhio a mille luci e quindi alla tradizione, ovviamente le mille voci sarebbero le mie e poi il Tonight Show che è insomma lo show contemporaneo all'americana. Lo spettacolo messo in scena al Metropol di Corigliano è inserito nella rassegna di teatro e musica Prima Fila, in scena diversi personaggi che lo hanno reso popolare al pubblico televisivo, le celebri parodie di Massimo Ranieri, Michael Bublé, Gigi D'Alessio rivisitate in chiave teatrale. A queste si è aggiunta la parodia dell'attore Tony Servillo. L'esperienza di tale e quale come è stata per te? Tra l'altro hai vinto pure. Sì, ho vinto la 5ª edizione del programma ed è stata una delle esperienze più belle della mia carriera, più divertenti soprattutto. Accanto a Cicchella la fedelissima spalla Vincenzo De Onestis, con il quale forma una coppia comica più che collaudata, e due giovani, Ciro Salatino e Giovanni 40, nei panni di due attrezzisti che approfittano di ogni momento utile per dare sfogo alle loro velleità artistiche. La direzione musicale del maestro Paco Ruggero, che ha diretto una band formata da 8 elementi. La regia di Gigi Proietti, che ha impreziosito il tutto, confezionando con maestria uno spettacolo ricco di ingredienti. Alla fine ne è uscito fuori uno show fresco, leggero e molto godibile. Se sentite caldo è perché vi sto abbracciando.
E adesso parliamo di Sanremo e di un orafo calabrese che è presente nel Festival della Canzone Italiana. Sono stati presentati infatti nello showroom di Crotone i premi realizzati dall'orafo Michele Affidato, che saranno consegnati nel corso della 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana a Sanremo. Vediamo. 69esima edizione del Festival della Canzone Italiana e il maestro orafo Michele Affidato ha ricevuto ancora la sua chiamata. Beh sì, sono ormai 9 anni che realizzo i premi speciali del Festival della Canzone Italiana. Sono tanti i premi che quest'anno ci vengono commissionati, spicca tra i tanti il premio della critica Mia Martini. Questa è un'opera che abbiamo voluto realizzare in forma scultorea, raffigurata da un leone che è poi il simbolo della città di Sanremo, con alla base una composizione di fiori e la chiave di violino che vuole rappresentare per l'appunto Sanremo, la città dei fiori e della musica. Sanremo è una vetrina veramente internazionale, allora anche in questa vetrina si cerca di rappresentare quello che è la musica, ma anche quello che è la tua arte, quella che è la tua appartenenza alla tua arte. L'appuntamento direttamente a Sanremo, o meglio a Casa Sanremo, giorno 3 con il taglio del nastro, l'inaugurazione ufficiale di Casa Sanremo. Sì, sono ormai 6 anni che mi onoro di ricevere questo invito da parte del Comune di Sanremo e da Casa Sanremo, dal padrone Vincenzo Russolillo, dove per l'appunto sarò presente al taglio del nastro con un'altra nostra grande artista calabrese che è un volto notoraio ormai, che è Roberta Morise. Viva la Calabria, perché la Calabria è molto presente nel festival e a Casa Sanremo, questo lo fate anche voi da diversi anni. Io sono veramente onorato di poter partecipare a tutte quelle iniziative che si parla di eccellenze di Calabria. So che ce ne saranno tante, alcune le abbiamo concordate, alcune siamo ancora in fase di decidere la nostra presenza, ma noi ovviamente dove c'è Calabria ovviamente metteremo tutto il nostro supporto sia artistico che morale. Ora il calcio di Serie C, 2 vittorie, un pareggio e una sconfitta. Nella 23esima giornata per le calabresi vincono Vibonese e Catanzaro, pareggia la Regina con il neoarrivato Baclé, male il Rende, sconfitto di misura a Catania. Vediamo. La Regina risucchiata in sesta posizione, appaiata alla Vibonese per via della sanzione da parte del Tribunale della Federazione Nazionale della FIGC, che su segnalazione della Covisoc è stata penalizzata di 2 punti in classifica per via dei mancati pagamenti nella gestione Praticò. Ed è solo la prima penalizzazione, complessivamente i punti di penalità della Regina dovrebbero essere 6, intanto però la formazione del neopatron Gallo recupera la sfida con il Monopoli dopo il momentaneo svantaggio e, manco a dirlo, Alain Baclé è entrato nella ripresa a pareggiare i conti. Felice a fine gara, ecco le sue dichiarazioni quando i giornalisti gli chiedono se è contento della scelta di lasciare la B e sposare il progetto Regina. Non era tanto facile perché comunque ero legato molto a Cosenza, però poi ho fatto una scelta, da un po' di tempo avevo scelto di venire qui, solo che ho avuto un po' di problemi con la società di Cosenza che non mi facevano andare, però io già avevo la testa qua, perché conosco la storia di Reggio, conosco la tifoseria, conosco bene l'ambiente, mi è sempre piaciuto ogni volta che ho giocato contro, quindi per me non era un problema di venire qua, sono contento di stare qua. Voglio darmi al massimo per raggiungere questo obiettivo che abbiamo tutti e speriamo bene. 26 invece i punti di penalizzazione per il Matera, che sprofonda in classifica. I lucani contro la Vibonese nella sfida a porte chiuse perdono facile, un 6-1 che riporta al successo la squadra di Orlandi, che supera agevolmente la formazione Berretti con la doppietta di Allegretti, la tripletta di Taurino e la marcatura di Collodel. Quarto risultato utile consecutivo anche per il Catanzaro, che al Ceravolo fa tutto nel primo tempo, che chiude sul 3-0 grazie alla rete di Figliomeni e la doppietta di Bianchimano. Poi fatica nella ripresa, dove incassa le reti in 8 minuti di Castaldo, che trascina la Casertana, che però alla fine si arrende alla formazione giallorossa. Auteri non critica i suoi, ma parla di un calciatore di alto livello, riferendosi a Castaldo. Non è stato un secondo tempo disastroso il nostro. La riaperta Castaldo con 2 invenzioni. Sul 3-0 è normale che alla terza partita in 7 giorni ci possa stare una gestione della gara, ma noi lo stavamo facendo. Il problema è che poi Castaldo l'ha riaperta, allora è diventata emotiva, ma tutto questo non deve mettere minimamente in discussione
E allora di che cosa andiamo a parlare? La vittoria meritata contro un avversario che Castaldo l'ha riaperta la partita, perché quello è un giocatore che da solo cambia il mondo, in questo momento è così, tutto qua, allora è diventata emotiva, poi possiamo andare a discutere, alla fine avevamo anche tanti ragazzi in campo, ma che vuol dire? Siamo alla terza partita in 7 giorni, mica si può giocare sempre gli stessi, forse siamo mancati nella gestione emotiva della gara, tutto qua. Malissimo il girone di ritorno per il Rende, che a Catania incassa la 4ª sconfitta di fila, eppure la formazione calabrese non sfigura, anzi in avvio di ripresa dopo il gol subito nel primo parziale da Di Piazza centra in pieno la traversa con Zivkov, ma poi si arrende agli avversari e scivola in 9ª posizione. E c'è un'ultima ora, riguarda il congresso PD, Zingaretti vince in tutte le federazioni provinciali, si attesta al 62% in Calabria, in particolare a Reggio conquista il 53,38%, a Cosenza il 66%, a Vibo il 75%, una notizia che approfondiremo nelle prossime edizioni dei nostri telegiornali. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Ben ritrovati da Meteo in Calabria. Si apre una nuova fase di maltempo per l'arrivo di una perturbazione di origine nord-atlantica che porterà piogge sparse e nevicate sui monti. Domani inizialmente ampie schiarite e poi la metà della mattinata aumento della nuvolosità con associate piogge sparse a partire dal Reggino in espansione verso Vibonese, Catanzarese e Cosentino meridionale, deboli nevicate su Aspromonte, Serra e Sila, oltre i 1000-1100 metri, temperatura in calo. Analizziamo lo stato di mari e venti, domani molto mosso il Tirreno, poco mosso o mosso lo Ionio, venti deboli dai quadranti meridionali. Prima di salutarci vi ricordo il nostro sito web www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Ed è tutto, ci fermiamo qui, grazie per essere stati con noi, grazie in regia a Michele Cava, in messa in onda Giuseppe Costanzo, vi auguriamo un buon proseguimento.